Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video per un tutorial, possiamo definirlo tutorial, alla fine sono dei consigli per arrivare in Lega Leggenda. Allora, iniziamo subito. Via dente, via dolore, le gemme. Sì, la domanda più frequente che mi fate, ragazzi: Kai, ma per arrivare in Lega Leggenda ce la faccio senza gemme? Io una volta ho risposto a un ragazzo che mi ha fatto questa domanda in globale dicendo: sì, puoi arrivare a leggenda senza shoppare niente, però devi risparmiare le gemme dal momento in cui ti scarichi Clash of Clans. Effettivamente un po' di gemme servono. Allora, vi dico anche quante gemme in modo approssimativo vi serviranno. Dopo dipende dal vostro villaggio, dipende dai vostri eroi, dipende da che tipo di giocatori siete. Allora, io mi sono fottuto 14.000 gemme in 2 settimane. Questo per il semplice motivo che era uscito il Gran Sorvegliante. E ragazzi, caspiterina, veramente caspiterina, filavo con il nuovo eroe a livello 1 e ho detto: porca puttana, non posso tenermi il nuovo eroe solamente a livello 1. Poi ho iniziato a shopparmi solamente il tempo, perché ragazzi, shoppare le risorse è stupido, veramente stupido, ve lo dico io, perché probabilmente se vi shoppate le risorse è come buttare via il gioco. Il bello di questo gioco è fottere le risorse dagli altri giocatori. Ecco, la cosa più rottura, più rompipalle è aspettare. Io non potevo aspettare perché avevo dei tempi da rispettare per arrivare in Lega Leggenda, perciò mi shoppavo il tempo. Ecco, se invece voi siete dei giocatori normali e avete già il sorvegliante almeno al 5 o al 10, perché avete già farmato in un periodo precedente prima della scalata. Io ho fatto la scalata appena quando è uscito il Town Hall livello 11, perciò effettivamente il nuovo eroe non me lo sono farmato, ho dovuto shopparmi il tempo. Ecco, con il sorvegliante almeno al 5 io vi consiglio che potete già scalare e arrivare in Lega Leggenda. Per quanto riguarda gli altri 2 eroi, allora, per la regina almeno al 35, il re può essere un pochino più basso, 30 o ancora meglio 35. Invece se avete tutti gli eroi al 40 è ancora meglio, perché ragazzi è difficilotto arrivare in Lega Leggenda. Vi spiego anche come organizzarvi, soprattutto con i tempi, gli attacchi e le difese. Allora ragazzi, come organizzarsi con gli attacchi e le difese? Innanzitutto, le vostre difese dovete andare a stalkerare gli altri giocatori che tipo hanno 30-40 difese vinte. Però state attenti, è probabile che quel giocatore abbia messo una difesa fasulla, in modo tale tipo: copiami la difesa stronzetto. Invece voi vi copiate la sua difesa falsa, quella che fa cagare. Invece quando va in difesa lui si mette quella che funziona. Ecco, perciò state attenti. Inoltre vi consiglio di copiare le difese contro i giocatori con cui failate, e perciò praticamente dite: oh mio Dio, se non sono riuscito a fottere questo tipo vuol dire che questo tipo qua ha una difesa che funziona. Perciò ecco, questo è un altro consiglio. Invece per quanto riguarda gli attacchi, ragazzi, partite da 3200 con truppe scialla, barbari e arcieri. Io sono arrivato fino a Titano 3 con barbari e arcieri, perciò veramente una roba sciallissima. Arrivati almeno verso le 4000 con truppe leggere, dopo dipende dal tipo di giocatore che sei. Probabile che utilizzerai mongolfiere e golem. Allora, per quanto riguarda le mongolfiere e mastino, in quest'ultimo periodo tutti i giocatori stanno usando le golem, maghi e streghe, per il semplice motivo che c'è stato l'aggiornamento e la gente ama utilizzare i nuovi cosi, le nuove stronzette al 3, insomma le nuove stronze al 3. Micidiali, ti aprono il deletano così veramente. Ecco, se voi siete un Town Hall 11 totalmente maxato, vi consiglio di utilizzare le inferno multiple e il cazzone. Il cazzone, ragazzi, dovete stare attenti dove lo posizionate. Il cazzone deve essere lontano dal municipio e lontano dalle torri inferno, ma non troppo fuori. Se invece lo mettete abbastanza fuori verso un angolo remoto del villaggio, può essere una tecnica di difesa, perché se mettete il cazzone lontano e vi beccate lo stronzo che ha paura del cazzone, il attaccante attaccherà il cazzone, e il cazzone, praticamente vicino al cazzone dovete mettere tante Tesla e tante bombe giganti, perciò lo inculate. Ecco. Allora, un'altra parentesi: per quanto riguarda le sessioni, state veramente attenti, ragazzi. Dovete calcolarvi bene le ore di riposo, perché dovete riposare.
io non l'ho fatto, perciò mi sono spaccato a merda. Ecco perché avevo dei tempi da rispettare, perché devo portare insomma avanti il canale. Allora, dovete utilizzare tutto lo scudo che vi dà la difesa. 12 ore, 12 ore, usatele tutte, state scialla, state in riposo, dormite, studiate, lavorate, fate quello che dovete fare. Invece appena scade lo scudo avrete la guardia, e con quella guardia utilizzatela tutta e andate fino alla pausa personale. Se quelle 4 ore di gioco non vi bastano, lo so ragazzi che per molti giocatori 4 ore di gioco sono veramente tante, ma ragazzi vi garantisco, per arrivare in Lega Leggenda quelle 4 ore le utilizzerete tutte. Se quelle 4 ore non vi bastano, ci sono altre 2 ore bonus che vanno comprate nella sezione negozio. Andate, prendetevi quella guardia che dura 2 ore, perciò vi allungate la sessione da 4 a 6 ore. Invece se siete dei giocatori veramente pro che non hanno un cazzo da fare e potete stare tutto il giorno online, io vi consiglio di iniziare la vostra sessione subito dopo la difesa e probabilmente coprire tutta la difesa e le ore della guardia personale, perché in questo modo la vostra sessione può durare dalle 6 fino anche alle, facciamo una roba approssimata, fino alle 10 ore, perché nel periodo in cui sei in scudo puoi utilizzare lo scudo per la ricerca, perciò sei sempre scialla. Allora vi dico un po' i tempi in cui, come potete arrivare in Lega Leggenda. Da 3200 a 3600 scialla, 3 attacchi al giorno vi bastano e dopo andate in difesa. So che in difesa vi apriranno in una maniera assurda, però capita, però l'importante è andare sempre in positivo. Sempre andate avanti scialla fino alle 3600. Da 3600 dovete fare una nerdata continua fino alle 4100. Dalle 4100 potrete essere più scialla. Questo perché praticamente la gente prima delle 4100 si picchia per arrivare in Lega Leggenda. Perciò una volta, sì, Leggenda a Lega Titano, una volta superato la Lega Titano 3 siete un pochino più a posto. Ecco, da Titano 3 a Titano 2 non c'è tanta competizione, sono tutti giocatori che stanno là un po' scialla, attaccano sì, un po' no, perciò troverete abbastanza villaggi. Da Titano 2 ragazzi si scatena l'inferno, non troverete un cazzo, bestemmierete tutti i santi di questo mondo e vi direte perché non mi apre un villaggio. Ecco, le ricerche a volte possono essere molto noiose, frustranti e vi faranno impazzire, perché può darsi che vi apra il villaggio in 5 minuti o può darsi che vi apra il villaggio in 30, 40, 50, 2, 3 ore. Ecco, 2-3 ore, veramente là c'è da impazzire. Da Titano 2 a Titano 1 ragazzi dovete farvi una nerdata assurda. Arrivate fino a 4700 e quando appena sfiorate i 4600, non arrivate fino a 4600, compratevi lo scudo settimanale, perché da 4700 in poi non potrete più comprare lo scudo settimanale e vi inculano. Con quello scudo settimanale riposatevi, scialla, se no potete fare i nerdacci assurdi e continuare con la vostra sessione. Però vi ricordo che con gli scudi comprati ogni attacco che farete vi andrà via 8 ore, non 4, 8 ore, perciò erano 8 ore sì, al posto di 3 ore, 3 ore per attacchi normali, 8 ore per un attacco in scudo comprato, perciò state attenti. Per quanto riguarda le truppe che andrete a utilizzare, io attualmente uso 2 pozioni salto, 4 pozioni terremoto, una furia e una gelato. Allora, perché delle salto, perché delle terremoto? Per il semplice motivo perché in questo ultimo periodo va molto di moda usare la Go Wiwi, le streghe aprono di tutto, le streghe con Town Hall 10 ormai piazza pulita, 3 stelle everyday, questa è un'altra roba. Ecco, insomma, invece contro i Town Hall 11 maxati le streghe fanno veramente tanto, anche se il giocatore ha sempre l'inferno multiple. Le streghe vi devastano, perché l'attaccante, utilizzando il sorvegliante, se le streghe passano sopra una bomba gigante, tac, sorvegliante e tutti sei morto. Ragazzi, per quanto riguarda i dispositivi con cui andrete a giocare, io vi consiglio di utilizzare un dispositivo mobile che abbia uno schermo almeno bello grande. Per coloro che giocano su computer, su BlueStacks, attenti monelli, perché nei contratti in termini di utilizzo, la Supercell può bannare coloro che utilizzano BlueStacks, perciò state attenti.
Allora, per quanto riguarda i dispositivi, vi consiglio un dispositivo mobile bello grande, tipo con questo telefono qua, tipo c'ha 5,5 pollici e mezzo. Se no, o state a casa, utilizzate un tablet. Non sto facendo la pubblicità a nessuno, ragazzi, questa è un'altra marca invece. Se volete un consiglio su un esercito che io utilizzo, allora ragazzi, io utilizzo 13 maghi, 4 spaccamuro, 2 arcieri, 2 sgherri, 3 golem e 1 nel castello e 7 streghe. Vi spiego anche i motivi di tutte le truppe. 4 spaccamuro perché, allora, con le 2 pozioni salto e le 4 pozioni terremoto mi aprono 3 vie per entrare all'interno del villaggio. Però attualmente ci sono dei villaggi che servono di 4 vie per entrare sull'interno, perciò mi porto di quei 4 spaccamuro. Invece gli arcieri e sgherri servono per pararmi il culo dall'anti 49%. E invece i golem, allora ragazzi, il numero perfetto sarebbe 5 golem, però non avendo così tanto spazio nei accampamenti e le streghe occupano veramente parecchio, ho optato per 4 golem e 7 streghe. Le streghe sono veramente fondamentali, aprono e vanno anche in difesa, ragazzi, sono micidiali. Dopo mi porto anche 13 maghi. 13 maghi mi servono per pulire gli edifici esterni in modo tale che le mie truppe possano entrare al suo interno. Invece ragazzi, per quanto riguarda la difesa, cosa mettersi nel castello? Allora, qua c'è veramente tantissimo da parlare. Allora, streghe, maghi e arcieri sono odiosi. Due streghe e il resto solamente maghi e arcieri fanno un devasto unico. Soprattutto se il vostro avversario attacca con le mie truppe e non ha la pozione veleno, è inculato, perché il re può essere anche a 40, la regina può essere anche a 40. Se la regina genera scheletri, io sono veramente fottuto. Perciò io quando attacco con le persone che hanno le streghe e i maghi in difesa, io spero sempre che i miei maghi non muoiano subito e rimangano in vita. Invece per i stronzetti che si mettono i mastini, come sottoscritto, il mastino è ottimo, veramente ottimo in difesa. Però se il vostro attaccante utilizza mastino e mongolfiera, io sono inculato, perché quel mastino non uscirà mai dal castello e probabilmente è una difesa senza castello. È molto buona soprattutto perché quando il mastino esplode generano quei piccoli fili di mastino e danno veramente filo da torcere alla regina, in modo tale che le tue difese possono difenderti e distruggere la regina avversaria. Allora, per quanto riguarda mettere un golem in difesa, sì, c'è anche gente che mette i golem in difesa, è ottimo, è molto buono. Questo, il golem serve solamente per rallentare, effettivamente esattamente come il mastino. Però sinceramente io preferisco utilizzare le truppe aeree come il mastino, perché tipo se ci sono quei scheletrini in merda mi distruggono i golem e questa cosa non mi piace. Non è che lo distruggono, mi tolgono vita. Invece per coloro che utilizzano mongolfiere e draghi, qua inizia a suonarmi un po' storto, perché con le Gowiwi i maghi e le mongolfiere, i maghi uccidono subito le mongolfiere e i drago, sono veramente steccato, è come se non avessi nessuna truppa di difesa. Invece per coloro che sono più innovativi, sono già nel futuro, i bastardi che utilizzano i barbari in difesa, sì, ci sono anche i barbari in difesa. Ora mi state chiedendo, Kai, ma che cazzo mi servono i barbari in difesa? Ecco ragazzi, i barbari hanno la funzione dei scheletrini, dare fastidio. Dato che i barbari hanno un casino di vita e occupano solamente uno di spazio, pensate, 35 barbari di merda che escono dal clan avversario e i vostri maghi sono tutti morti e avete 2 streghe in vita, la regina 40, re 40 che sono vicinissimi in town hall. Quanti colpi devono fare per distruggere 35 maghetti, sì, barbari di merda? Un altro consiglio classico, le risorse fotte sega. Puntare tutto per le coppe, perché in lega elevate i bonus è altissimo. Le coppe sono la cosa fondamentale, le risorse fotte sega. Ultimo consiglio prima di chiudere questo video: quando sarete a coppe elevate so che non troverete tanti villaggi e vi incazzerete in una maniera assurda. Allora io utilizzo questi metodi qua. Quando vi fa nessun villaggio trovato, io torno a casa e riparto in ricerca. Se questa tecnica non funziona, io torno a casa, esco da Clash, lo tolgo da background e riparto in ricerca, perché praticamente
Clash c'è una roba così, vi fa 2 volte nessun villaggio trovato. Quando vi supera 2 volte nessun villaggio trovato, non farà più niente, rimarrà sempre nelle nuvole finché non vi troverà un villaggio. Ragazzi, vi garantisco che se fa così, a volte io aspetto anche 3-4 ore e questo qua non è una bella cosa. Un'altra cosa, ragazzi, se non avete le difese maxate e volete mettere in upgrade qualche edificio perché avete tante risorse, state attenti. Io vi consiglio di non mettere nessuna difesa in upgrade perché, cazzo, se siete Town Hall 10 o 11 vi ci metterà 15 fottuti giorni, perciò sarete senza una torre, senza un cannone, e fa la differenza. Piuttosto buttate via le risorse in muri, dato che la gente non li fa mai. Ragazzi, ultimo consiglio per scalare è questo: scalate quando Clash of Clans ha un evento, tipo ha un evento One Gem for Boost, e potete potenziare le vostre caserme con una sola gemma, perciò risparmiate veramente tantissimo in termini di gemme. Tipo, io ho scalato durante il periodo natalizio e ho risparmiato un bel po' di gemme. Ecco, velocizzarsi la fabbrica dei incantesimi e le caserme è d'obbligo, obbligo. Ok ragazzi, questo era il mio tutorial per arrivare in Lega Leggenda. Sotto nei commenti potete scrivermi altri consigli che non ho citato in questo video o qualcosa che ho dimenticato. Insomma, io non è che c'ho tutto qua dentro la mia testa. Insomma, questo è tutto. Like, commento, condividete. Noi ci vediamo al prossimo video. E se non siete iscritti, iscrivetevi.